Pronti? 1, 2, 3. È buona subito la prima con un po' di rotture. Va al comando numero Follow 2, Me, Formidable, squalificato. mentre sono state davvero tante rotture. In seconda posizione dovrebbe essere Farida Numero Rab, 4, Fever 3F, poi squalificato. in terza è Falcon Baldone che è terzo allo steccato. Follow Me al comando, galoppa anche il numero 7 di Forgido, secondo è Falcon Baldone, 7, di fuori avanza Forgido, Forest, squalificato. poi ancora alla corda rimane il numero 11 di Fior di Ligi che precede il 5 al largo di Fatou di Poggio, quindi Flipper di No, in corda Farida Rab, ancora gli altri con alla retroguardia Firestar BFC che precede Fortanasi. 600 metri in 48,5 con Follow Me all'avanguardia e Forest che passa subito all'attacco, non perde tempo, va a spingere su Follow Me, ne vengono fuori così 800 metri che ora sono lottati. Dopo la prima frazione in 32,7 ce n'è una in 31, Forest attacca Follow Me che si difende, quindi a contatto Falcon Baldone, poi Fior di Ligi, ancora Fatou di Poggio, sbaglia invece per un attimo, poi si riprende al volo Flipper di No che però retrocede in ultima posizione. 1.17,9 il primo chilometro con al comando Follow Me, di fuori Forest, in corda Falcon Baldone, cerca di venire via a questo punto allora Forever Fly, prova ad aggirare Fatou di Poggio il quale era rimasto lì appeso a metà gruppo. In corda sempre Fior di Ligi avanti a Farida Rab, Follow Me che continua ad andare via di bella, Forest che sta accusando il percorso esterno, Falcon Baldone rimane a contatto in corda avanti a Fior di Ligi, poi Forever Fly all'esterno, 15,4 la curva di destra, Forest che prova a rilanciarsi per tornare su Follow Me, poi Forever Fly, la mossa dal fondo di Fortanasi, la retta di là in 15,2, è in vantaggio Follow Me, Forest che continua ad attaccarla sul passo, si è avvicinata a Forever Fly al largo di tutti, Fortanasi che avanza grandi falcate insieme a Fatou di Poggio sul passo, all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, ancora in vantaggio Follow Me che continua a borbottare con Forest, all'ingresso della retta Follow Me in vantaggio, Forest che ritorna con decisione, passa Forest nei confronti di Follow Me, Forest in vantaggio, la camminata non c'è più, Forest si deve accontentare, Forest sul palo, passa il traguardo per primo, al secondo Follow Me, al terzo Fortanasi, 1.17,8 Forest, Gennaro Amitrano per il training di Marco Azzaroni, colori della Flower Power Horses, andiamola a rivedere. Forest che è passato nei confronti di Follow Me, Gennaro Amitrano che deve fare gli straordinari per tenerlo in camminata. Arriva così sul traguardo, Forest su Follow Me, poi Fortanasi, quindi il 9 di Fedora Kickall e poi il 5 di Fatou di Poggio perché ha sbagliato in zona proibita Forever Fly. La vittoria dovrebbe essere quindi del numero 12, o almeno passa lui il palo per primo, al secondo il 3, al terzo il 13, al quarto il 9 ed al quinto posto il 5. Questo il probabile arrivo della quarta.